Arrivata a Saname la nave Vespucci della Marina Militare a Porto Empedocle in occasione del tuo tour per Agrigento, capitale della cultura. Veniva ucciso dalla mafia 43 anni fa a Palermo Pio La Torre e il suo collaboratore Rosario Di Salvo, stamani cerimonia di commemorazione. Gli interventi del segretario regionale della CNA Giglione e del parlamentare del PD Catanzaro. Ieri sera a Monreale fiaccolate in memoria dei 3 giovani uccisi nella sparatoria di sabato scorso. 30 anni fa veniva inaugurato il Teatro Pirandello dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, intervista all'ex sindaco Sodano. Domenica 4 maggio nuova edizione dell'iniziativa Emporio Sicilia Arte e Natura, speciale con il Presidente del Cerchio Dino Barone, per i 30 anni dalla nascita del Parco Letterario Luigi Pirandello. E si è svolta la 3ª edizione del Premio per la creatività nelle arti e nell'impegno sociale, organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Ultime battute del campionato di Serie D Girone I, intanto il Camarat a un passo dalla promozione. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi 30 aprile mercoledì. È arrivata stamani a Porto Empedocle la nave Amerigo Vespucci in occasione del suo tour e anche per Agrigento, capitale della cultura 2025. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Amerigo Vespucci, la nave italiana, il più bel veliero del mondo, è a Porto Empedocle. Inserito nel tour del Mediterraneo, che fa parte del più vasto tour mondiale che l'Amerigo Vespucci ha fatto negli ultimi 2 anni, è un appuntamento importante non solo per Agrigento, capitale della cultura, ma per tutto il territorio. Il simbolo dell'Italia in giro per il mondo adesso è visibile anche nel territorio agrigentino. Questa mattina la cerimonia ufficiale, dopo l'ormeggio nella banchina del porto di Porto Empedocle, la visita delle istituzioni e poi subito i tanti gruppi organizzati e i singoli cittadini che si sono prenotati per non perdere questa bella occasione. Vedere sì da lontano la maestosità degli alberi del Vespucci, ma poter salire a bordo, vedere gli ottoni, vedere il timone, vedere tutto quello che fa grande questa nave, parlare con il suo equipaggio, con i marinai, con il comandante, per rendersi conto di quella che è la bella e affascinante vita di bordo, ma sicuramente anche difficile nel suo essere marinai in giro per il mondo. Una cosa veramente bella. Anche noi abbiamo fatto un tour e abbiamo parlato con il comandante. Vi proponiamo le interviste. Il Tour del Mondo è un tour che è iniziato il 1° luglio del 2023 da Genova. È un tour che è pianificato di una durata di circa 2 anni, quindi con una conclusione il 10 giugno del 2025 in occasione della Festa della Marina, quindi un tour mondiale che ha un respiro di quasi 2 anni. Un tour che ha legato la funzione storica e istituzionale della nave, che dal 1931 è nave scuola della Marina Militare Italiana, una nave quindi costruita per essere il luogo dove le future generazioni della Marina si formano, imparano a navigare nella maniera tradizionale e antica, ma soprattutto imparano a essere equipaggio.
quindi imbarcano come dei singoli e sbarcano come un corso, come una collettività. A questa funzione si è legata una funzione di diplomazia navale, un'altra funzione tradizionale della nostra Marina, appunto di portare bandiera, di essere portavoce dell'Italia nel mondo, che è stata amplificata con il contributo di 12 dicasteri, con un impegno in prima persona del Ministro della Difesa e con la presenza anche in molte tappe, in 8 nella precisione, tra le più importanti del Giro del Mondo, Los Angeles, Tokyo, Singapore, Darwin, Abu Dhabi, Jeddah, Doha e Muscat, e Mumbai, del Villaggio Italia, quindi di un elemento di amplificazione di questo messaggio, della possibilità appunto di fare promozione anche in altri modi. Con grande orgoglio avere qui la nave Vespucci, la più bella del mondo. Sì, un grande orgoglio oggi. Peraltro devo ringraziare a tal proposito il ministro Crosetto e il capociato maggiore generale Portolano, agrigentino, che hanno subito immediatamente accettato la mia richiesta per far deviare la rotta dell'Americo Vespucci proprio qui nel porto di Porto Empedocle, perché quest'anno Agrigento è capitale della cultura 2025. Un grande orgoglio, una grande presenza di turisti, di grande partecipazione. Ho convocato tutti i sindaci della provincia per dare un forte segnale per dimostrare l'unità del nostro territorio. È il 30 aprile del 1982 veniva ucciso dalla mafia Pio La Torre e il suo collaboratore Rosario Di Salvo a Palermo, il servizio dei colleghi. La mafia non è in cima all'agenda politica di questo paese. Non lo è mai stata, tranne in quei momenti in cui avremmo preferito non trovarci, ossia quelli che hanno insanguinato la storia di questo paese. Dopo le stragi del 92 e del 93 la mafia si è immersa nuovamente, lavora sotto traccia, sperando nell'indifferenza e nelle difficoltà a comprenderne le caratteristiche ed è quello che sta avvenendo da un po' di tempo. Così parla Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, politico e sindacalista, ucciso proprio dalla mafia il 30 aprile del 1982. Sono trascorsi 43 anni da uno di quegli omicidi così dolorosi, potenti della storia del nostro paese e della nostra Sicilia. E a perdere la vita, assieme a lui, vi fu anche il suo fidato collaboratore Rosario Di Salvo. La Torre Di Salvo a bordo della loro auto si stavano dirigendo verso la sede del partito, ma non vi arrivarono mai. I sicari di Cosa Nostra su una moto di grossa cilindrata li intercettarono costringendoli a fermarsi. Seguì un attacco brutale, una pioggia di proiettili. Si abbatté su di loro. La Torre morì all'istante. Di Salvo riuscì a estrarre la pistola e a rispondere al fuoco prima di essere sopraffatto. Solo grazie alle confessioni di importanti collaboratori di giustizia come Tommaso Buscetta e successivamente di altri mafiosi, la verità sul delitto emerse chiaramente anche in sede processuale. Fu così che il maxi processo di Palermo e poi il maxi processo quater dedicato ai cosiddetti omicidi politici riconobbero ufficialmente l'assassinio di La Torre come un delitto mafioso. Con la sentenza definitiva arrivata nel 95 furono condannati all'ergastolo alcuni dei boss più potenti della mafia siciliana: Salvatore Rina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò, Francesco Madonia e Nenè Geraci. Eppure a oltre 4 decenni da quell'assassinio resta aperta una domanda inquietante: chi furono i mandanti esterni alla mafia e soprattutto a quali ambienti di potere appartenevano? Del resto Pio La Torre, con la sua visione politica innovativa, rappresentava una minaccia per molti. La Torre aveva compreso che la lotta alla mafia doveva necessariamente passare per il controllo del territorio. Non bastava colpire singoli mafiosi, bisognava aggredirne il potere economico. Per questo elaborò una proposta di legge rivoluzionaria che introduceva nel codice penale il reato di associazione mafiosa e prevedeva la confisca dei beni dei mafiosi. Quella proposta, divenuta legge poco dopo la sua morte, segnò una svolta nella storia della legislazione antimafia, ma La Torre
Non si fermò qui. Insieme al giudice Cesare Terranova, anch'egli assassinato, da Cosa Nostra nel 1976 firmò una relazione di minoranza per la Commissione parlamentare antimafia che anticipava scenari allora inimmaginabili: l'espansione della mafia al nord Italia, l'infiltrazione nel mondo della finanza e legami con l'estrema destra politica. La Torre si oppose con forza al progetto di trasformare la Sicilia in un avamposto militare internazionale, denunciando il rischio che l'isola diventasse un crocevia di spie, terroristi, provocatori, manovrati da forze oscure. Riuscì a mobilitare ben 80.000 persone contro un progetto che, oltre a minacciare la pace, avrebbe offerto nuove opportunità di potere e infiltrazione a Cosa Nostra. Insomma, ancora prima che venisse alla luce l'esistenza di Gladio, la Torre aveva già intuito la presenza di strutture paramilitari occulte capaci di condizionare la vita politica italiana. Oggi, mentre si celebra il 43esimo anniversario del suo assassinio e quello di Rosario Di Salvo, la memoria del loro sacrificio viene rinnovata con una manifestazione organizzata proprio dal Centro Studi Pio La Torre. Diversi gli interventi e diverse anche le presenze importanti, rappresentazioni, premiazioni ed interventi di personalità come Pietro Grasso, Antonello Cracolici, Emilio Miceli, Stefano Mussolino. In occasione dell'uccisione di Pio La Torre vediamo l'intervento di Piero Giglione, segretario della CNA Sicilia. Grazie alla Torre, leggi fondamentali per liberare l'economia dalla mafia. Il servizio. Pio La Torre non fu solo un martire della mafia, ma un visionario che seppe colpire al cuore il potere economico delle cosche mafiose. Grazie a lui oggi abbiamo strumenti fondamentali per liberare la nostra economia dal gioco mafioso. Lo afferma Piero Giglione, segretario della CNA Sicilia, che oggi ha partecipato alla commemorazione dell'anniversario della morte di Pio La Torre, sindacalista e dirigente del Partito Comunista Italiano, e del suo amico autista Rosario Di Salvo, uccisi entrambi dalla mafia il 30 aprile del 1982. La confisca dei beni e il reato di associazione mafiosa, aggiunge Giglione, sono pilastri della legalità, ma la sfida continua. Dobbiamo vigilare affinché questi strumenti vengano applicati con sempre maggiore efficacia, restituendo alla collettività i frutti illeciti accumulati dalla criminalità e promuovendo un'economia trasparente e inclusiva. La CNA Sicilia, ribadisce Giglione, il proprio impegno nel sostenere le imprese che operano nel solco della legalità e nel contrasto a ogni forma di infiltrazione mafiosa. Ricordare Pio La Torre e Rosario Di Salvo non è solo un dovere morale, ma un monito a non abbassare la guardia, ha aggiunto Giglione. La loro eredità vive nelle nostre battaglie quotidiane per un'economia siciliana sana, capace di creare lavoro e sviluppo senza compromessi con l'illegalità. La commemorazione si è poi conclusa con la deposizione di una corona di fiori nel luogo dell'agguato in via Limuli a Palermo, alla presenza dei massimi rappresentanti istituzionali delle associazioni antimafia e della società civile. E sull'anniversario dell'uccisione Pio La Torre interviene oggi il capogruppo del PD all'As, Michele Catanzaro, affermando: in una società nella quale sembrano prevalere le guerre e i cattivi modelli, è ancora più importante mantenere viva l'eredità di Pio La Torre, che con il suo rigore sociale, il suo impegno per la pace e la legalità, la sua disciplina politica, deve essere oggi più che mai un esempio soprattutto per i più giovani. Dispiace constatare, conclude Catanzaro, che questa mattina alla cerimonia di commemorazione in via Limuli non ci fosse alcun rappresentante del governo regionale né alcun rappresentante istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana. E in centinaia hanno preso parte ieri sera alla fiaccolata in memoria di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, i 3 giovani uccisi nella sparatoria avvenuta sabato notte a Monreale. I colleghi di Palermo hanno seguito l'evento. Ieri sera un intero paese si è stretto nel dolore in una commovente fiaccolata per commemorare i 3 ragazzi rimasti uccisi sotto il fuoco di armi vigliacche che hanno sconquassato l'anima a un'intera comunità. Giustizia! Giustizia! Giustizia, giustizia, il termine invocato più volte durante la fiaccolata.
Al momento l'unico detenuto con l'accusa di strage resta Salvatore Calvaruso, 19 anni, uno dei presunti killer che sabato notte hanno spezzato la vita di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. Continuano le indagini dei carabinieri per risalire a chi quella notte fosse con Calvaruso in via d'Acquisto a Monreale, dove sono stati ritrovati oltre 20 bossoli di pistola, molti dei quali sparati ad altezza uomo. È probabile che le armi che hanno fatto fuoco fossero più di una. Una notte maledetta che ha segnato i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, dei quali il Comune ha sospeso l'organizzazione. Resterà il momento di fede che sarà svolto nella massima sobrietà. Il lutto cittadino proclamato dal sindaco dal giorno dell'eccidio si concluderà per le esequie delle vittime. 30 anni fa l'inaugurazione al pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento alla presenza dell'allora Capo dello Stato, onorevole Oscar Luigi Scalfaro, sotto la sindacatura di Calogero Sodano. Sentiamo lo stesso Sodano. Calogero Sodano, 30 anni fa l'inaugurazione del Teatro Pirandello alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Scalfaro. È stata una fatica enorme, ma devo dire che un politico si gratifica quando riesce a fare bene le cose. Io sono gratificato di due cose. Il piano regolatore generale approvato nell'agosto del 2000 e il Teatro Pirandello, chiuso da 39 anni, aperto il 29 aprile del 1995, oggi fa proprio 30 anni, quasi dovrei dire ovviamente un silenzio assordante da parte dell'amministrazione comunale, come se fosse stata una cosa di ordinaria amministrazione aprire il teatro, cosa che non è stato, ostacoli a mai finire di tipo burocratico, ma anche di tipo, devo dire, politico, per avere la deroga ad aprire il Teatro Pirandello, essendo un teatro dell'Ottocento. Ricordiamo che è stato aperto nel 1880 alla presenza della regina Margherita, dalla quale prese proprio il nome, fu aperto con il Trovatore. E dopodiché è stato un susseguirsi di chiusure, di aperture, fino a quando poi negli anni 50, dopo essere diventato cinematografo, fu chiuso e non fu più riaperto. Era una questione anche di orgoglio per la città, un teatro chiuso che poteva dare agli agrigentini quella cultura che in effetti per circa 40 anni non ha dato, e che finalmente, dico, dopo tante cose, ricordo una giornata, avevamo un appuntamento col ministro Mangino, ministro degli interni, per ottenere la deroga ad aprire questo teatro dell'Ottocento, perché teatri nuovi hanno ovviamente tutte le aperture per il pubblico in caso di incendio o di pericolo, mentre un teatro antico ha difficoltà perché le uscite rimangono quelle che sono. E io mi feci accompagnare allora dall'onorevole Ayala, che era buon amico di Nicola Mangino. Avevamo appuntamento alle 5, fummo ricevuti a mezzanotte perché erano successi degli omicidi in Calabria e quindi abbiamo dovuto aspettare. Io che tenevo ad Ayala quasi con le mani perché aveva altri appuntamenti, e finalmente ci diede la deroga ad aprire il teatro con 16 però vigili del fuoco che costano. Poi finalmente dopo qualche anno i vigili del fuoco sono diventati 5. Certo, allora per noi era una cattedrale. Io nominai Michele Guardì direttore artistico a titolo gratuito, perché avevo parlato con Patroni Griffi, che è uno dei più grandi registi teatrali, ma la somma richiesta era di circa 500 milioni l'anno. Noi ovviamente le casse erano vuote come lo sono a tuttora. Ora magari no, oggi è capitale della cultura, ma proprio oggi che è capitale della cultura il trentennale andava quantomeno festeggiato. Oggi
Dal panificio incontrai una professoressa che aveva accompagnato, che conosco, i suoi alunni ad una visita al teatro, e gli ho detto: senti, ma te lo hanno detto oggi che era il centennale? No, dici, per la verità non mi hanno detto nessuno niente, per la verità non me lo ricordavo neanche io. Dico, cioè, peccato, una città senza memoria è una città che non ha futuro. Lei è stato sindaco per tanti anni, ecco, ha qualche nostalgia, chissà, magari un pensierino? Ma nostalgia tantissima. Io ho fatto anche il senatore, però ho scritto un libro dal titolo emblematico, Meglio un giorno da sindaco. Vedo la città, diciamo, per essere generosi, trasandata, una città che ha bisogno di essere risollevata e ridotta ai minimi termini. Chissà, ci sto pensando, è estremamente difficile portarla come era prima, ci vuole tanta buona volontà, tantissimo lavoro soprattutto, una squadra di buon livello, anzi di ottimo livello, e cercare di portarla in una posizione soprattutto culturale, ma anche economica, così come era previsto dal piano regolatore generale, tutta la fascia alberghiera, riprendere proprio le mani sul piano regolatore generale che io, come ho detto poco fa, approvai nell'agosto del 2000. Chissà, può darsi. Si è ritornato a votare brevemente alle province, una sua valutazione? Ma io posso semplicemente dire che mi sarei aspettato che la Regione Siciliana approvasse una legge per l'elezione diretta del Presidente della provincia. Ormai non ha senso l'elezione di secondo grado, i cittadini stanno semplicemente a guardare. È stato eletto Pendolino, sindaco d'Aragona, persona per bene, come persona per bene anche Castellino, però sarebbe stato opportuno che venissero votati se fossero stati candidati dalla gente, cioè la gente è lontana dalla provincia, tanto vale questo ente levarlo di mezzo, è una sorta, oggi gestisce soltanto le strade provinciali e alcune scuole, affidarle ai comuni e basta, diventa un altro, possiamo dirlo, un altro postificio per i politici. Dopo anni di attesa, il progetto di ristrutturazione dell'asilo Malaguzzi del villaggio Peruzzo di Agrigento, annunciato qualche mese fa dall'assessore all'edilizia scolastica Principato, sta finalmente entrando nella sua fase operativa, il servizio. Dopo anni di attesa, il progetto di ristrutturazione dell'asilo Malaguzzi del villaggio Peruzzo ad Agrigento, annunciato qualche mese fa dall'assessore all'edilizia scolastica del comune Principato, sta finalmente entrando nella sua fase operativa. A partire da ieri, l'impresa incaricata ha potuto avviare concretamente i lavori di rimozione delle finestre e di pulizia interna dell'intera struttura, dopo la rimozione di un palo dell'impianto elettrico riposizionato fuori dalle aree del cantiere grazie alla collaborazione del gestore. Si tratta di un passo fondamentale verso l'avvio delle fasi di demolizione della vecchia struttura. Come già annunciato, afferma l'assessore Principato, il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione della scuola con l'obiettivo di creare un ambiente sicuro e accogliente per i bambini del quartiere. Il nuovo edificio scolastico, che sorgerà su un unico piano, avrà una superficie complessiva di circa 390 metri quadrati, accoglierà 45 bambini in ambienti pensati per il loro benessere psicofisico. Il progetto, già approvato dalla Giunta Miccichè, prevede un investimento complessivo di circa 897.000 euro, destinato a restituire alla città una struttura moderna e sicura, migliorando non solo l'offerta educativa, ma anche il decoro e la vivibilità dell'intero quartiere Peruzzo. Un risultato che il quartiere del villaggio Peruzzo ad Agrigento aspettava da anni, ha commentato l'assessore al ramo Gerlando Principato, e che ora si appresta a diventare una realtà, un altro passo importante per il miglioramento dell'edilizia scolastica ad Agrigento.
E si terrà il prossimo 4 maggio, domenica, la nuova edizione di Emporio Sicilia Arte e Natura al Piazzale Caos, Natale Luigi Pirandello, organizzata dal presidente del Parco Letterario Dino Barona, e in occasione dei 30 anni dalla fondazione dell'Associazione Il Cerco abbiamo realizzato anche uno speciale che andrà in onda stasera alle ore 21 e domani pomeriggio alle ore 15 sui nostri canali, e si potrà visionare anche sui social di TVA, YouTube e Facebook. Sentiamo l'intervista all'ingegnere Barone. Dino Barone, presidente del Parco Letterario Luigi Pirandello, parliamo di questa iniziativa che si svolgerà il 4 maggio, Arte e Natura, in Piazzale Caos. Domenica 4 maggio, alle ore 9:30, dopo giorni di preparazione, che già abbiamo comunicato anche alla questura, al signor questore, inizierà una mostra che si intitola Arte e Natura. Sono il titolo fatto da due concetti, due sostantivi importantissimi: ciò che produce qua Agrigento, l'arte, gli artisti, le risorse umane intellettuali, i pittori, gli autori, i fotografi, coloro che vendono libri, eccetera. E poi la natura, cioè il prodotto dell'agricoltura, che viene spesso messo a disposizione dalla frutta, la verdura e tanti altri, le conserve alimentari, quelle che vogliono anche un marchio, o già ce l'hanno, un marchio di qualità, come quello del Parco Letterario, l'olio, i formaggi, il vino, eccetera, che in parte in questi anni molte ditte, sia locali ma sia agrigentine che nei limitrofi siti, cioè i paesi, hanno già preparato. Ecco, facciamo un invito, ancora c'è qualche spazio libero a qualche azienda, a qualche artigiano che magari vuole partecipare. Sì, basta guardare in internet. Abbiamo messo anche il contratto di adesione. L'adesione è quasi gratuita, 10 euro solo per avere a disposizione lo spazio, e eventualmente un punto elettrico per chi viene, per esempio, con i formaggi che devono stare in un frigorifero, sempre esterno. E poi ci sono coloro che portano gli stand, eccetera. Speriamo di arrivare a un certo numero e fare una bella figura e rilanciarci poi nel mese di giugno, dove ci sarà la prima domenica. Quindi appuntamento 4 maggio, domenica. Sì, perché si entra gratuitamente alla casa di Pirandello. Ecco, perché avete scelto proprio questa data? Domenica, la prima domenica del mese, si entra gratuitamente. E il console provinciale di Agrigento dei Maestri del Lavoro, Giuseppe Migliori, comunica che domani, 1 maggio, festa del lavoro, a Palermo, presso il Teatro Politeama, in un grande e partecipata manifestazione, saranno ufficialmente insigniti 60 nuovi maestri del lavoro siciliani, che riceveranno la Stella al merito del lavoro conferita dal Presidente della Repubblica Mattarella. In provincia di Agrigento riceveranno l'altissima onorificenza 6 nuovi maestri che si sono particolarmente distinti nel campo del lavoro per impegno, perizia, laboriosità, sicurezza sul lavoro e in possesso di alti valori morali. Il Consolato Provinciale della Federazione Maestri del Lavoro accoglierà e festeggerà i neoinsigniti a fine settimana nella sede provinciale. Ecco quali sono: Anna Barba, Enza Cuffaro, Loredana Rizzo, Roberto Daino, Alfonso Scalia, Marcello Segreto. Linea alla regia per la pubblicità. E sull'elezione al libero consorzio di Agrigento interviene oggi il sindaco di Favara Antonio Palumbo, che scrive: dopo 11 anni di attesa i cittadini avevano il diritto di scegliere con il proprio voto la guida politica della provincia, e che non fossero guerre politiche e vendette personali a sostituirsi a quello che sarebbe dovuto essere un momento di democrazia. Purtroppo così non è stato, afferma Palumbo, a causa di una politica che non ha voluto fare scelte più coraggiose, o che forse
ha solo voluto mantenere un sistema in cui fossero i partiti a decidere. Auguro buon lavoro al presidente Giuseppe Pendolino e ai nuovi consiglieri provinciali, a partire dal nostro concittadino Rino Castronovo, nella consapevolezza che lavoreranno negli interessi della collettività. In qualità di presidente del Consiglio Comunale di Cammarata, Francesco Viola si congratula con il neoeletto presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, e i suoi consiglieri neoeletti. Sono certo, afferma Viola, che con la sua esperienza e dedizione saprà affrontare con successo le sfide e le opportunità che ci attendono, confido in una proficua collaborazione tra il nostro comune e la provincia nell'interesse di tutta la comunità agrigentina. Le auguro un mandato ricco di risultati positivi e di soddisfazioni personali e collettive, quanto ha dichiarato appunto il Presidente del Consiglio Comunale Viola. Infine rivolgo un caloroso augurio ai consiglieri eletti, auspicando una fruttuosa collaborazione per il bene di tutta la provincia. E si è svolta ad Agrigento, presso il Circolo Empedocleo, la terza edizione del Premio per la Creatività nelle Arti nell'impegno sociale, organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presidente Gaetano Salemi. La intervista. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dall'avvocato Gaetano Salemi presso il Circolo Empedocleo di Agrigento, ha celebrato la terza edizione del Premio per la Creatività nelle Arti e nell'impegno sociale, un riconoscimento promosso dal Lions Club e dedicato alle donne e agli uomini che si sono particolarmente distinti nelle arti e che rendono creativo il loro impegno sociale. È stata una straordinaria e partecipata cerimonia alla quale hanno presenziato i premiati selezionati dalla commissione del club, presieduta dal professor Francesco Pila e composta dai soci Gaetano Salemi, Susi Iacona, Daniela Capitano, Gioacchino Cimino e Luciano Carruba. Questi vincitori della terza edizione: Roberto Mandracchia, Claudio Arrizzo, Paolo Ganduscio, Sergio Criminisi, Giuseppe Camilleri, Giorgia Lomonaco, Massimo Cappa, Donangelo Chillura, Angela Arrancatore, Daniela Ciminnisi, Anna Maria Dinolfo, Salvatore Pressia, Liborio Capitano, Fabio Caradonna. Quest'anno la manifestazione, a detta del presidente Gaetano Salemi, oltre a rientrare nelle attività culturali che il club promuove nell'ambito dell'anno di Agrigento Capitale della Cultura 2025, si è arricchita della prima edizione della sezione speciale Scienze, intitolata al biologo Liborio Capitano, per il riconoscimento delle eccellenze in ambito scientifico della nostra regione. L'evento è stata anche occasione per la raccolta in favore dell'LCIF, la fondazione del Lions Club International, da destinare alla ricerca sul cancro infantile. Sono felice di aver ricevuto questo importantissimo premio e soprattutto per questa esperienza di grande condivisione. Insomma, l'empatia arriva in un luogo bellissimo come il Circolo Empedocleo, e grazie al Lions Club che l'arte e la bellezza sia il motore della vita, il motore di progetti artistici, il motore di un cambiamento. Dicevo prima che Martino Testadura, che è il protagonista di un racconto di Gianni Rodari, mi ha un po' ispirato nel percorrere questa strada alternativa, che è quella dell'arte, della musica, del teatro. Ringrazio ancora per questo importante premio e buona vita a tutti. Ringrazio il Club Lions per questo riconoscimento che mi riempie di orgoglio, che è sicuramente uno stimolo a proseguire in questa mia battaglia, che si muove su due fronti. Il premio è azione e inclusività nel sociale. Ecco, io porto avanti la battaglia come mamma di un ragazzo autistico, sono a capo di un'associazione e cerco di svegliare la nostra città e le nostre istituzioni, soprattutto dal loro torpore, e contemporaneamente come educatrice e come insegnante a scuola mi muovo per fare prevenzione e formazione nelle scuole, collaborando dal Centro di Violenza e Telefono Aiuto di Agrigento sul tema della violenza contro le donne. Grazie alla Commissione per avermi consegnato questo riconoscimento e sono davvero emozionata, ma nello stesso tempo contenta perché ci sia una realtà così attenta alla società di oggi in tutti i suoi aspetti.
Sono stata molto felice di aver ricevuto questo premio, sono stata molto emozionata durante che suonavo e durante che ho avuto questo premio. Per questo premio lo voglio dedicare ai giovani del mio laboratorio, perché sono degli esempi di come veramente le giovani generazioni possono dare un futuro migliore a tutti noi. Allora sono contento di aver ricevuto questo premio che mi dà un'ulteriore forza per andare avanti e per portare la nostra provincia di Agrigento in Europa. Ecco, prima di tutto esprimo gratitudine al Lions di Agrigento, Valle dei Templi, per questa attenzione posta alla mia persona, per questo premio che mi è stato concesso e che ho accolto con grande piacere. Ecco, naturalmente io mi considero un prete normale che fa cose normali, ma che cerca di farle con serietà e in maniera continuativa, perché voglio dare il mio contributo per la crescita di questa grande famiglia di persone che vive in questo territorio, quindi dare un contributo per la crescita spirituale, religiosa, culturale, umana, e quindi io voglio essere un tassello di questo grande mosaico dove tante altre realtà del territorio danno il loro contributo. Quindi insieme facciamo qualche cosa, insieme possiamo raggiungere grandi risultati. L'importante è che ci sia questa collaborazione e questo volere portare avanti insieme il bene della comunità, il bene della città. Grazie a tutti i componenti di questa associazione per avermi premiato con questo bellissimo premio. È frutto sempre della mia tenacia e della mia applicazione su questi lavori che ho fatto. E ringrazio tutti, Francesco Pira, tutti quelli che sono interessati a questo programma. Sono molto emozionata e onorata e con gran piacere ricevo questa sera per conto di mio figlio Roberto Mandracchia questo premio per la sua attività di scrittore, per la sua passione con cui svolge questa attività mi dispiace molto e soprattutto dispiace a Roberto non essere presente questa sera qui in questa splendida serata, ma sicuramente questo premio gli farà tanto piacere e lo conserverà tra i ricordi più belli. Allora, ogni premio è un Oscar, per quanto mi riguarda è un riconoscimento a ciò che si fa, a ciò che si dona. In questo caso è ancora più questo premio importante per me perché riconosce l'importanza e la magia dell'arte quando si dona nel sociale. Quindi più azzeccato di così e più onorato di così non poteva essere questo, onorarmi così questo premio, non poteva essere l'emozione di giocare sullo scherzo. Vi saluto, alla prossima puntata, non lo so. Allora, grazie mille per avermi invitato, è stato un onore essere premiato e mi piacerebbe essere premiato più spesso perché vorrei far conoscere meglio l'autismo che secondo me ancora non è abbastanza conosciuto e viene preso sotto gamba. Per questo premio Agrigento a noi sta a cuore, noi siamo presenti in tutto il territorio, grazie alle Lions, grazie per averci pensato. E si è svolto ieri a Palermo il secondo congresso nazionale dell'Associazione dei Consumatori Adiconsum CISL Sicilia. Franco Carbone è stato riconfermato alla guida regionale, l'ennese Giuseppe Di Luca è stato rieletto per un secondo mandato come presidente di Adiconsum Agrigento Caltanissette d'Enna, nonché componente della segreteria regionale, mentre la collega Ilenia Capodici è stata nominata referente per la provincia di Agrigento. Di Luca ha espresso soddisfazione per il secondo mandato ottenuto all'unanimità dagli aventi diritto al voto, vedendo così riconosciuto il lavoro svolto a difesa dei consumatori nel territorio insieme alla collega agrigentina Capodici. Si è intrufolato nel reparto di nefrologia nell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, riuscendo a rubare il portafoglio ad un infermiere e 2 cellulari di proprietà del Centro Unico Prenotazioni del nosocomio di Contrada Consolida.
Un 33enne di Agrigento, noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dai poliziotti della sezione volanti della questura al termine di un'attività investigativa lampo. È stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per furto aggravato e danneggiamento. A incastrarlo sono state le numerose telecamere dell'ospedale San Giovanni di Dio. A Messina è arrestato un 46enne, il servizio dei colleghi di Messina. Nella tarda serata di sabato scorso, agenti della Polizia di Stato di Messina, impegnati nel quotidiano controllo del territorio, hanno proceduto all'arresto in flagranza di un 46enne srilanchese, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina e lesioni personali nei confronti di altro cittadino straniero. La segnalazione di un testimone, pervenuta poco dopo la mezzanotte alla sala operativa della questura di Messina, aveva riferito di una violenta aggressione che si stava consumando sotto i portici della piazza. L'intervento fulmineo degli equipaggi delle volanti ha consentito di rintracciare, poco distante dal luogo dell'evento, un soggetto corrispondente alla descrizione dell'aggressore, ancora ansimante e con tracce di sangue della vittima sugli indumenti. Grazie alla puntuale ed immediata visione delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti, chiarendo come l'autore, al fine di impossessarsi di denaro che sapeva essere indosso alla vittima, avesse incominciato a colpirla con calci e pugni talmente violenti da provocargli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Alla luce di quanto ricostruito, i poliziotti delle volanti hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato del 46enne e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, all'esito degli atti di rito, l'arrestato è stato tradotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Quanto sopra, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell'indagato che, in considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell'assenza di ogni forma di responsabilità in capo all'indagato. Un vero e proprio fenomeno, quello dei pullman che portano gruppi di visitatori nella Valle dei Templi di Agrigento e al Museo Archeologico e non pagano la tassa di stazionamento. Gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento hanno elevato ben 10 sanzioni ad altrettanti autobus turistici nel periodo compreso tra il Venerdì Santo e il ponte del 25 aprile. I vigili urbani hanno perlustrato e controllato i mezzi al posto di ristoro in via Panoramica dei Templi e in via Petrarca, a pochi passi dal Museo Archeologico. Come è emerso dagli ultimi dati, la tassa di stazionamento viene costantemente evasa. Il Comune nei giorni scorsi è corso ai ripari con la collocazione di cartelli informativi nei principali punti di accesso alla città per segnalare chiaramente l'obbligo del pagamento della tassa di stazionamento, che è di circa 100 euro al giorno per ogni mezzo turistico che arriva nella nostra città. E si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento nei prossimi 5 e 6 maggio l'edizione di Karting in Piazza organizzato dall'Automobile Club di Agrigento. L'iniziativa tende all'avviamento allo sport e alla diffusione dell'educazione stradale per i più giovani ed è patrocinata dal Ministero dell'Istruzione, dal CONI, da Acisport e dalla FIA. Parliamo ora di calcio con alcune curiosità sulla Serie D. Sulla finale regionale del campionato di eccellenza, il Camarat a un passo dalla promozione. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Nell'ultima giornata di Serie D Girone sta succedendo di tutto e anche di imprevedibile, specie per quanto riguarda la coda del campionato. Il Locri, che rischia di retrocedere direttamente in eccellenza, domenica prossima affronta in casa la Ciriale e solo se vince può avere le chance di disputare i play-out, inguaiando proprio il Sant'Agata, che così retrocederebbe in eccellenza. Ma inguaierebbe anche lo stesso Cireale, che andrebbe ai play-out. La notizia comunque è questa, che proprio in questa ultima giornata il Locri ha pensato di cambiare allenatore. Esonerato nuovamente Scorrano e richiamato altrettanto clamorosamente Ciccio Cozza,
quindi si prospetta un finale incandescente. Intanto sabato 3 maggio di quest'anno, alle ore 16, presso lo stadio Fresina di Sant'Agata di Militello, si disputerà l'incontro tra le vincenti dei 2 gironi di campionato d'eccellenza per l'assegnazione del primo trofeo Bino Abiso. Le 2 squadre a contendersi il titolo sono Athletic Club Palermo e Milazzo. In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si giocherà invece, concludiamo, domenica prossima 4 maggio la finalissima Camarat Montelepre a partire dalle ore 16:30 presso lo stadio Biagio Fresina, sempre di Sant'Agata di Militello. Chi vince approda al prossimo torneo di eccellenza. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per il canale Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata e un buon 1° maggio.